Crocetta al rapporto. A chiedere conto e ragione del colpo di mano col quale ha dato il via al suo secondo governo sono 9 parlamentari siciliani del PD, tra cui 3 agrigentini: Angelo Capodicasa, Maria Iacono e Tonino Moscat. Crocetta riferirà alla direzione nazionale del partito, convocata anche per discutere di candidature alle europee, e in quell'occasione il governatore fornirà le ragioni che l'hanno spinto ad accelerare sul rimpasto partorito secondo i firmatari del documento, in totale spregio delle decisioni degli organismi regionali del partito, nonché privo del sostegno dei numeri all'Assemblea regionale. Un esecutivo che di fatto nella sua composizione, si legge ancora, non tiene conto di quel progetto di rinnovamento del governo regionale che avevamo chiesto con fermezza e coerenza per consentire il rilancio di questa regione. Per Crocetta intanto archiviato il capitolo nomi si apre quello delle deleghe e anche in questo non mancano le tensioni. Si parte con le certezze, le conferme di Lucia Borsellino alla salute, Nelly Scilabra alla formazione professionale e Linda Vancheri alle attività produttive. Certe anche le deleghe all'economia per Roberto Agnello e all'energia per Salvatore Calleri. Per il resto si apre la partita. Lo scontro maggiore è quello tra articolo 4 e ODC per l'assessorato all'agricoltura. Chi sarà il successore di Dario Cartabellotta, il cui siluramento ha provocato non poche polemiche? Il posto andrà ai centristi, che hanno visto ridursi la propria rappresentanza in giunta, ma che potrebbero piazzare Patrizia Valenti come vice di Crocetta, o agli uomini di Leanza, che hanno dovuto accontentarsi di un solo assessore e dunque puntano a una delega pesante come quella appunto delle risorse agricole. Crocetta vorrebbe piazzare l'uomo di Leanza, Paolo Ezechia Reale, alla famiglia, ma alla fine probabilmente cederà alle pressioni e darà all'articolo 4 l'agricoltura. Se passerà la linea dura di articolo 4, Patrizia Valenti tornerà a guidare l'assessorato alla funzione pubblica. L'altro assessore centrista, Nico Torrisi, invece dovrebbe andare al turismo, dove sostituirebbe Michela Stancheris. Ai beni culturali, al posto di Maria Rita Sgarlata, dovrebbe andare, anche stando alle passate esperienze professionali, Antonio Fiumefreddo. Picciolo e Greco si contendono la delega alle infrastrutture. Alla famiglia dovrebbe andare invece l'assessore del PD Giuseppe Bruno. A quel punto resterebbe da piazzare Michela Stancheris. Con l'arrivo di Torrisi al turismo, l'ex segretaria del presidente, adesso in quota megafono, potrebbe passare all'assessorato ambiente e territorio, al posto di Mariella Lobello.